Con Carlo Foschi Ecco, soddisfatto ovviamente, vista l'importantissima vittoria della sua Italia Calcio contro il De Angelis. Siete passati in svantaggio, poi bravissimi a trovare i 5 gol che hanno chiuso la partita, ma soprattutto anche un ottimo lavoro difensivo questa sera. Non avete concesso praticamente nulla agli avversari se non tiri da fuori. sì, è stata una frustata il primo gol loro, forse quella è stata la scintilla che ha acceso tutto. Loro sono scesi in campo, a proposito, voglio premettere una cosa, è molto importante questa vittoria anche perché l'ho ottenuta contro una squadra che è una signora squadra, una gran bella squadra. Io non so che è accaduto stasera. Loro sono andati in vantaggio, erano sicuri di navigare tranquilli. Invece c'è stata reazione, Flores, lodi l'esperienza, la difesa non ha sbagliato nulla. Il portiere, quelle poche cose che sono passate. L'ultimo gol comunque lui ha subito un infortunio pochi minuti prima che finisse la partita, per cui era anche accettata insomma, una cosa del genere. Hanno giocato sereni, tranquilli, non si sono fatti prendere da nessun patema d'animo e non c'è stata discussione, è stata una partita anche corretta. Questo lo dobbiamo anche agli arbitri, perché hanno tenuto la partita sotto controllo e anche i giocatori hanno dimostrato di essere maturi, perché queste sono cose anche che se va, ci può stare, la spallata, la cosa, eccetera. Per cui adesso andiamo ai playout. Era impensabile una situazione del genere al girone d'andata e invece c'è stata una maturazione di tutto, c'è stata una maturazione anche del tecnico, dei giocatori, una certa coesione che si è creata, una certa serenità. E anche quando ci sono state le ultime sconfitte, sono state sempre prese con la cultura giusta. E questa è il fatto di cultura di sport. Speriamo che vada bene adesso. So che abbiamo i Cottini, che è una squadra di tutto riguardo, vediamo un po' quello che succede. Te ne faccio soltanto un'altra. Oggi una grande partita da parte di Christian Lodi, partita in cui si è vista molto la sua esperienza nel lavorare il pallone, spalle alla porta, nel far salire la squadra, però c'è da sottolineare un'altra super prestazione da parte di Holmes, che dopo i 3 della settimana scorsa ne fa 4 questa sera. Quanto è importante aver trovato in questo momento del campionato i tanti gol di un giocatore in vista dei playoff? È importante, è importantissimo, è fondamentale perché è chiaro che lo chiami perché conosci i fondamentali di un giocatore del genere. Se poi in pochissimo tempo si riesce a inserire, a esprimere a quei livelli, non è un gratta e vinci, è qualcosa che ti sei costruito, no? E chiaramente poi stasera poi sei esaltato. Il secondo gol che ha fatto è un gol bellissimo. Sì, d'accordo, il difensore forse non l'ha marcato in un certo modo, però marcarlo in quel modo dentro l'area voleva di un altro rigore. Per cui poi ci sono dei momenti che i giocatori trovano il momento di forma migliore, e non è un fatto soltanto fisico, è un fatto psicofisico, si vede che sta sereno, sta tranquillo. Qualche altro giocatore è leggermente calato a livello psicologico più che fisico, ma gli altri hanno supplito. Noi avevamo diversi infortunati anche in campo, stasera non si è visto, ma Masciangelo era in panchina e non era in grado, ma anche altri 2 giocatori che erano in campo erano così, però sereni, tranquilli. Bernardo, l'allenatore, li ha gestiti nel modo giusto e i risultati poi vengono contro una squadra che, ripeto, ha una classifica che non rispecchia il valore, dovrebbe essere, forse avremmo potuto trovarla molto più avanti.